FAS, buone notizie. I nuovi limiti più stretti voluti dal presidente della regione Veneto Luca Zaia e i nuovi filtri adottati hanno sortito l'effetto sperato e la presenza di FAS nell'acqua è scesa, arrivando pressoché a zero. Una buona notizia, dicono i comitati che in questi anni sono sorti ed oggi a Vicenza, nella speranza di incontrare il ministro dell'Ambiente Galletti, si sono presentati striscione alla mano per avanzare una richiesta. Se è disponibile ad accogliere le richieste fatte dalla regione per dichiarare lo stato di emergenza. Potrebbe essere la chiave per risolvere molte delle problematiche legate alle procedure e via dicendo in atto attualmente e che sono messe a ostacolo fondamentalmente di quello che è l'esecuzione di progetti. Una richiesta che ha un suo fondato perché lo stato d'emergenza consentirebbe di snellire procedure e abbreviare tempi per la realizzazione dei tanto attesi nuovi acquedotti, mentre il governo e il ministro sembrano fare orecchie da mercante. È ancora in corso questa diatriba che dura ormai da molti mesi, che purtroppo rivela una mancanza di collaborazione, anche di fronte a una situazione veramente drammatica, testimoniata poi dalla presenza di 10.000 persone domenica nella manifestazione di Lonigo. Dunque la vicenda FAS, risolta dal lato importante della salute pubblica, rischia ora di finire impigliata, grazie ad un governo che appare poco disposto al dialogo, in quella dei nuovi acquedotti da realizzare che consentirebbero di avere acque pulite.